Sindaco, riprende l'attività teatrale Reclaminoa oggi secondo appuntamento con uno spettacolo dalla regia di Aurelio Gatti. Sì, il Teatro di Pietra è una risorsa per la nostra zona. Questo è il secondo appuntamento, il primo c'è stato il Pienone e non è solo di Eracleamino, ai Teatri di Pietra c'è tutta gente della Provincia di Agrigento, anche di Palermo che venga a vederle. Quindi cerchiamo sempre di continuare con con questi teatri a livello culturale e per valorizzare il nostro territorio. Sì, tutto il mese d'agosto ci sono diversi appuntamenti sia qua a Minua che anche a Cattolica da Clea. Un appuntamento immancabile per Reclaminoa e per Cattolica, i teatri di Pietra. Sì, ormai circa 16-17 anni questo circuito che ogni anno viene fatto, anzi si è ingrandito perché quest'anno abbiamo fatto la presentazione all'Orto Botanico di Palermo con alcuni paesi che si sono inseriti a fare alcune tragedie pure come Ribera, Cartabellotta, Montevago e l'abbiamo inserito pure come Agrigento Capitale della Cultura. Sono delle risorse che gente piace e valorizziamo la nostra provincia. E la cosa che ci onora che le persone che vengono, abbiamo diversi turisti, specialmente canadesi, tedeschi, inglesi, si innamorano del nostro territorio e quando saluto qualche canadese che conosco mi dico quest'anno ci vediamo perché i miei figli si sono innamorati. Quindi noi cerchiamo di fare ritornare queste persone e gente di fuori al di fuori tedeschi. Poi i canadesi è la risorsa in più perché c'è una forte comunità a Montreal, quindi quando vengono e i figli si innamorano, i nonni, i genitori sono invogliati a comprare casa, quindi quando questa gente si innamora è un turismo di ritorno. Sì, di qualsiasi tipo di casa acquistano, cioè villini, si fabbrico villini, casa appartamento, cioè è la cosa che dobbiamo lavorare perché non vogliono comprare case dirottate, abbandonate, perché non vogliono avere a che fare con i muratori, vogliono comprare case che siano un po' agibili, arrivare con poca manutenzione e andare a abitare. C'è una cosa che mi è rimasta impressa, una famiglia di Cremona si è innamorata del nostro territorio e ha comprato una villa per venire a passare vacanze. Quindi la Provincia di Agrigento ha tante risorse e dobbiamo lavorare per crescere ancora di più su questa direzione. Sindaco, i progetti che abbiamo annunciato l'anno scorso sulla costa, sulla Reclaminoa, sul ripascimento, che tipo di evoluzione hanno avuto? Il progetto quale intorno dell'area archeologica, come tu vedi, già sono stati completati in base di chiusura e poi abbiamo in base di chiusura pure il Calvario che è una bella realtà, il Calvario di Cattolica della Crea. Per quanto riguarda il ripavimento abbiamo già tutte le autorizzazioni e siamo in procinto di iniziare il 1 ottobre. La situazione dei conti del comune? Ottima, cioè finora da 5-6 anni che non abbiamo in anticipazione di cassa, chiudiamo sempre col lavaggio d'amministrazione, quindi abbiamo Insomma, un comune un'amministrazione sana, normale, insomma. sana, virtuosa e cerchiamo sempre di andare a investire dove c'è esigenza per cercare che i nostri turisti che vengono non si annoiano e quindi vediamo sempre un paese che evolve e migliora. Maestro, rappresentare il Darerum Natura è un'impresa non semplice, sono tanti libri, trattano di tante tematiche, l'epicureismo, la morte e ancora la religione, le credenze, come si fa a mettere tutto quanto insieme in così breve tempo e qual è l'attualità ancora di questo messaggio classico? Ma semplicemente l'idea che l'uomo può affrontare il tutto. Appunto, la morte era la peste di Atene, quella che egli narra, le superstizioni era la morte di Ifigenia a cui lui allude, e non solo l'amore, questa che dovrebbe essere una forza risolutiva. Lui va oltre e dice non basta un amore fisico o carnale, bisogna trovare qualcos'altro. E lui suggerisce delle strade, ma anche la convinzione che forse questo mondo non è per l'uomo, non sembra dire non è adatto all'uomo, ma che forse l'uomo non è adatto a questo mondo meraviglioso.